Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo l'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. E iniziamo con il Cantico dei Redenti che troviamo al numero 5. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore oggi ci invita a non aver paura perché abbiamo la sua pace. Fiduciosi allora ci apprestiamo a celebrare questa Eucaristia, salutando anche questi nostri fratelli che sono i responsabili diocesani dei centri missionari. Quindi affidiamo anche la loro opera alle mani del Signore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione di Cristo tuo Figlio ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi, tuo popolo, di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le sue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra da Antiochia e da Iconio alcuni giudei quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge scesero ad Attaglia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. I tuoi amici, Signore, proclamano la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi amici, Signore. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. I tuoi amici, Signore, proclamano la gloria del tuo regno. Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. La realtà della paura ci porta poi inevitabilmente a cercare delle sicurezze, dei punti d'appoggio. Però quando cerchiamo delle sicurezze e ci sembra di averle trovate, nasce in noi anche una certa violenza, un desiderio di possesso, un bisogno quasi di puntellarci su questi pochi punti fermi proprio per vincere questa paura. Ma il Signore oggi ci ricorda, attraverso gli Atti degli Apostoli, dove abbiamo sentito che per paura minacciarono, hanno picchiato addirittura Paolo, ecco, in quella situazione invece il Signore ci dice di restare saldi, sì, ma restare saldi nella fede. Ci chiede quindi di avere il coraggio di lasciare andare quello che ci sembra il nostro punto di forza, le nostre piccole e povere sicurezze. E ci chiede di affidarci completamente a Lui. State saldi nella fede. È quello il nostro punto d'appoggio, è quello che ci permette di allargare le braccia e cogliere questo dono più grande che il Signore vuole darci. Non è quel poco che ci sembra di aver conquistato magari a fatica,
non è nulla a confronto di ciò che il Signore vuole donare e donare a ognuno di noi, che è la pace. Quella pace che nasce dalla serenità, dalla consapevolezza che tutto non è nostro, ma tutto appartiene a Dio. E se appartiene a Dio, noi che siamo Suoi, siamo eredi della stessa gloria e possiamo partecipare di questo dono immenso. Quella pace che ci viene donata oggi è quella libertà che ci permette di dire: questo non è mio, ma è nostro. E diventa opportuno, donatemi questa parentesi, proprio oggi, dove sono riuniti qui insieme a San Leopoldo, ma anche per confrontarsi insieme i direttori, i responsabili dei vari centri missionari diocesani. Questa consapevolezza che la pace che viene dall'alto, quel dono di Dio, è per tutti e c'è bisogno di dirlo, c'è bisogno di raccontarlo, c'è bisogno di testimoniarlo. In una parola, c'è bisogno di essere missionari, quindi testimoni di questa pace. E così come loro sono chiamati a coordinare, noi siamo chiamati a vivere come missionari, annunziare la pace, annunziare il regno di Dio che è ancora qui e dona la pace a tutti noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché gli hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordaci, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Luigi e di Rina, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati da quell'unico Spirito che ci dà forza e ci rende saldi nella fede, fiduciosi possiamo rivolgerci a Dio dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come ho amato voi. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei dignato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse un tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi.
Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Lodi all'Altissimo 186. Tu sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, l'Onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo. Tu sei Trino, uno Signore, tu sei il bene, tutto il bene, tu sei l'amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza. Tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il cambio, la letizia. Tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei il rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede, tu speranza, tu sei tutta nostra dolcezza, tu sei la vita, eterno Gaudio, Signore.